Seconda corsa, prova riservata ai cavalli di 3 anni con Insalchi Gentleman. Sono in 11 dietro le ali della macchina per una prova sul doppio chilometro. Corsa in cui Gioia Pura, Guinea Matto e Gordon Spritz sono più o meno sulla stessa linea. Tanto gioco su Gordon Spritz in chiusura, che vede la sua quota in netta discesa. Quando l'autostart inizia a prenderli in carico, 1 Ghe Pechegno, 2 Greg di Girifalco, 3 Gioia Pura, 4 Guinea Matto, 5 Gordon Spritz, 6 Ginevra Princess, 7 Grido d'Amore, 8 G-Scala C, 9 Go Plus SM, 10 Gardel Q-Griff, 11 Gengis Khan Nobel. Macchina che accelera. Sono partiti con veloce Guinea Matto che assume l'iniziativa al suo esterno Go Ginevra Princess, poi in terza posizione Gioia Pura che precede Greg di Girifalco, quindi ancora all'esterno Go Plus SM. Si vanno a completare i primi 200 metri di corsa in 15:3 squalificato con al comando Guinea Matto che è in vantaggio nei confronti di Ginevra Princess. All'esterno prova l'avanzata Go Plus SM. Rimane terza in corda Gioia Pura che si fa stampare lì dalla risalita in seconda pariglia di Gengis Khan Nobel. Guinea Matto in vantaggio, in seconda posizione rimane Ginevra Princess, di fuori Go Plus SM con in scia Gengis Khan Nobel, poi Gioia Pura, quindi Greg di Girifalco, ancora Gardel Q Griff, quindi Ghe Pechegno, mentre Gordon Spritz segue le mosse di Grido d'Amore alla retroguardia. 800 metri in 1:29 per la battistrada Guinea Matto che continua a fare i propri comodi al comando. Di fuori sempre Go Plus SM, in corda Ginevra Princess, in pariglia Gengis Khan Nobel che precede Gardel Q Griff. Gioia Pura è sempre terza in corda, avanti a Greg di Girifalco e gli altri. Metà gara passata in 1:19, di tutto comodo per Guinea Matto che continua tranquillamente in avanti, seconda posizione Ginevra Princess, a un giro dalla fine. Go Plus SM di fuori con Gengis Khan Nobel in seconda pariglia. 15:2 sotto alle tribune, continua in vantaggio Guinea Matto davanti a Ginevra Princess, mentre lungo la corda non tiene il contatto Gioia Pura. Frazione in 15,5 per la curva di destra, Go Plus SM si sistema terzo in corda perché Gioia Pura non tiene il contatto e allora Guinea Matto inizia ad accelerare in progressione, la sola Ginevra Princess a tenerne il contatto. Gli altri che perdono progressivamente terreno dopo un miglio in 2:4,8 con Guinea Matto sempre in vantaggio nella sua scia Ginevra Princess, poi Go Plus SM e ancora Gioia Pura. Viene in mezzo alla pista Gordon Spritz. All'ingresso dell'addirittura d'arrivo Guinea Matto è in netto vantaggio nei confronti di Ginevra Princess e Go Plus SM. Guinea Matto che rifinisce il tutto in gran semplicità, vince la sua prima corsa in carriera largheggiando al secondo Ginevra Princess, mentre per il terzo posto Go Plus SM avvicinato ma forse non battuto da Gordon Spritz. 1:17,9 il doppio chilometro di Guinea Matto. Matteo Zaccherini per il training di Enrico Fiaschi, colori della scuderia Limitless, la figlia di Chapeau e Baltimora Matto, si impone in percorso di testa in maniera netta sul traguardo. Al secondo finisce il 6 di Ginevra Princess, mentre per il terzo andiamola a rivedere con, sì, probabilmente in corda Go Plus SM che tiene il terzo.